abbiamo chiesto un incontro all'amministrazione comunale circa 15 giorni fa e a tutt'oggi ancora non ci hanno risposto, non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Abbiamo mandato comunicazione all'assessore, al sindaco, al comandante della polizia municipale e fino ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta proprio per risolvere questa situazione dei tavoli e sedie che giustamente gli operatori vengono sempre tartassati. Io ora voglio dire una cosa, secondo me non ci sono né zone di serie A né zone di serie B, secondo me la legge è uguale per tutti. Ora, come mai al centro storico danno i solo pubblici dei tavoli e sedie e qua nelle trattorie no? Le dovrebbe dare anche qua, come li danno al centro storico nei pub che fanno i caffè concerto, dovrebbero studiare anche qua un piano regolatorio per dare questi solo pubblici a questi signori che giustamente hanno delle trattorie e già hanno perso il 50% degli incassi